Va ora in onda Filo diretto Lega nel mondo, le voci dei leghisti all'estero. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi è giornata uggiosa, siamo un filo in ritardo, ma passiamo subito quindi al nostro primo ospite della mattinata, che è l'assessore regionale Paolo Ripamonti. Ciao Paolo, ci sei? Ciao a tutti, ciao, eccomi a disposizione. Allora, ti ringraziamo per la tua disponibilità, sappiamo che sei super impegnato e tra l'altro sei impegnato anche sul fronte di Piaggio Aerospace, stabilimento di Villanova d'Albenga. Domani ci sarà la visita del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso appunto in questo territorio che è il tuo territorio. E la situazione di Piaggio com'è, Paolo? Raccontaci un po'. Allora, intanto, insomma, al di là degli impegni per Radio Libertà, gli impegni si spostano un pochino per lasciare lo spazio, mi sembra evidente, guai se non fosse così. Allora, Piaggio è un'avvertenza che ormai si protrae da tanti anni, direi 5-6 anni, attraverso un commissariamento. All'epoca di quando ero vicepresidente della Commissione Senato in Parlamento, ci battevo fortemente affinché fossero messi a terra i finanziamenti per le attività per Piaggio. Infatti fu così, riuscimmo a far mettere a terra circa 780 milioni di euro di commesse, e questo ha consentito nella fase commissariale non semplice, devo dire la verità, di mantenere, come posso dire, alta la produttività, far rientrare dalla cassa integrazione dopo il fallimento, diciamo, del progetto industriale dei predecessori, come posso dire, un'attività che ha costantemente rimasta produttiva. Adesso siamo arrivati finalmente a una soluzione di questo problema. Una società che si chiama Baykar, che è di proprietà turca, ha fatto le procedure per aggiudicarsi appunto questo stabilimento, per noi molto storico, per la mia provincia, per la nostra regione assolutamente storico, con un grande know-how anche militare, eccetera. La gestione e quindi ha acquisito Piaggio. Baykar è una società importante, leader nel mondo dei droni ed è una società che ha un fatturato che va oltre i 2 miliardi e ha circa 5.500 dipendenti sparsi in tutto il mondo. La cosa buona è che questo stabilimento, questa acquisizione avviene in Italia e in Europa, ed è l'unico stabilimento che loro hanno in Europa, quindi questo secondo me è un grande valore aggiunto. Hanno avuto modo di presentare ai sindacati un loro piano industriale, noi lo vedremo domani in concomitanza con la visita del ministro Urso. Incontreremo anche l'azienda e ci faremo spiegare. Le prime informazioni che abbiamo, Graffio, sono assolutamente positive, vedremo di farcele spiegare nel dettaglio. L'obiettivo che la politica tutta, credo, compresa quella regionale oltre a quella nazionale, che deve avere è che Piaggio rimanga fortemente impegnata sia dal punto di vista, diciamo, dei motori, con la possibilità delle manutenzioni e quant'altro, dal punto di vista degli aeromobili col PC-180, che è un mezzo straordinariamente performante e forse avrà bisogno di un po' di restyling e magari anche di la possibilità di essere utilizzata per diversi motivi, non solo per il trasporto passeggeri, ma mi viene in mente la parte medicale piuttosto che la parte merci, e i droni. Quindi diciamo che gli asset che oggi Piaggio ha sono asset estremamente competitivi, estremamente centrati sul lavoro che Baykar fa da tempo e nel mondo. So che c'è stata un po' di polemica riguardante quello che era previsto tra parentesi dal bando, problematica di circa 60 lavoratori, che poi sono in realtà 58, che credo si stia risolvendo in queste ore in modo brillante, nel senso che non ci sarà nessun tipo di licenziamento, non ci sarà nessun tipo di prepensionamento, non ci sarà nessun tipo, diciamo, di attività che non sia di carattere volontario,
e parliamo di persone, per esempio la metà di queste che il 1° aprile andranno in pensione, e l'altra metà tra il 1° aprile del 26 e il 1° aprile del 27. Quindi parliamo di una piccola ristrutturazione assolutamente non impattante dal punto di vista sociale, e secondo me anche con buonissime speranze che ci sia un accordo definitivo tra tutte le sigle sindacali e l'azienda per queste persone. Credo anche in modo soddisfacente per loro. Ecco Paolo, mi fa piacere perché è proprio la domanda che ti volevo fare, appunto un po' questi mugugni dei sindacati tu hai rassicurato, aspettiamo domani un po' rassicurazioni anche dal ministro Urso a Villanova d'Albenga. Tra l'altro ci saranno presenti anche il nostro consigliere delegato allo sviluppo economico Alessio Piana, il nostro capogruppo regionale Sara Foscolo, insieme a te e insieme al presidente Marco Bucci. Rimaniamo sul territorio savonese, area di crisi complessa, anche lì la situazione mi sembra che stia un po' migliorando, nel senso che la Regione Liguria ha trovato dei fondi, ci sono degli investimenti, si è mossa e state lavorando molto bene. Sì, assolutamente sì, ti ringrazio per questo, perché è una domanda che trovo assolutamente pertinente. L'area di crisi complessa di Savona, come sai, è una delle aree di crisi più performanti di tutta Italia, e quindi sono estremamente contento, perché fu un'intuizione dell'allora assessore regionale Rixi quando era assessore in regione, e che io ho seguito in prima persona come senatore, come vicepresidente della Commissione Industria. È un'area di crisi complessa che tra finanziamenti regionali e finanziamenti nazionali ha ottenuto circa 100 milioni di euro. Questo ha generato anche numeri importanti dal punto di vista occupazionale, e non ultima la regione, che da canto suo ha sempre fatto la sua parte in modo molto performante, ha fatto la sua parte in qualche modo. E non ultima, appunto, dicevo, quest'ultima tornata di bandi europei che abbiamo presentato con la roadmap qualche tempo fa, e che presenteremo nel dettaglio nelle varie province, e a Savona in particolare nel 21, il 17 a Spezia, il 21 a Savona e il 24 a Imperia. Per quanto riguarda la crisi complessa nel suo specifico, ci saranno 2 milioni di euro sul regime dei minimis, e quindi anche qui per le aziende che vorranno provare a intercettarli andremo a spiegare il modo in cui si dovrà fare. Quindi assolutamente sì, siamo molto contenti, e devo dire che ringraziare le imprese, le istituzioni e le associazioni di categoria sia sindacali che datoriali, perché tutti insieme hanno fatto un grande lavoro, anzi abbiamo fatto un grande lavoro. Benissimo, allora veramente ancora complimenti, perché ho visto proprio anche da cronista che la Regione Liguria si sta impegnando molto per l'area di crisi complessa del Savonese, ci sono tantissime iniziative in tal senso. Volevo anche ringraziare naturalmente il nostro consigliere delegato Alessio Piana, perché anche lui insieme a te è impegnato sul territorio, e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Paolo. Grazie, buon lavoro e buona giornata a tutti voi. E viva Radio Libertà. Grazie ancora al nostro assessore regionale Paolo Ripamonti, e adesso dal nostro bellissimo territorio ligure passiamo addirittura all'Europa, perché c'è il nostro ex europarlamentare Marco Campomenosi, che è proprio un genovese, che è diventato un po' il leader politico dei patrioti. Come sapete, la scorsa settimana c'è stato il raduno dei patrioti a Madrid, al quale tra l'altro ha partecipato anche il nostro senatore ligure Stefania Pucciarelli, e in prima fila insieme a Pucciarelli e a Matteo Salvini c'era il nostro Marco Campomenosi. Ciao Marco, ci sei? Ciao, ci sono. Grazie per la presentazione. Mi dai dei meriti che in parte magari non ho, ma sì, è stato un evento bello quello dei Patriots, perché dovete sapere che ogni gruppo al Parlamento europeo ha poi un partito europeo, che è uno strumento che in passato non abbiamo usato molto, ma che è molto utile, perché ora che siamo il terzo gruppo, ora che insomma dobbiamo e possiamo dire la nostra, è importante che i leader dei partiti che compongono i Patriots
abbiano dei momenti per incontrarsi, perché il confronto è importante, perché aiuta anche loro a rafforzarsi e perché ormai nei Patriots ci sono partiti al governo, non solo la Lega come a lungo, ma anche gli amici olandesi, gli ungheresi di Viktor Orban, e speravamo anche gli austriaci, solo che questo negoziato per far partire il governo Kikel si è arrestato, però insomma gli amici dell'FPO storici, alleati della Lega fin dai tempi di Boschi, sono larghissimamente in vantaggio in ogni sondaggio. Insomma è un momento storico, credo che ne vedremo delle belle. Senti, ma spiegaci un po' com'è andata, ma mi sembra che è stato comunque in ogni caso un successo, al di là del periodo storico, perché, come giustamente hai puntualizzato te, è senz'altro una svolta, un cambiamento molto importante, però ho visto che c'era proprio a Madrid questo senso oltre che al di là delle alleanze politiche, proprio di amicizia fra i vari leader politici. Sì, hai detto bene, non ci siamo messi d'accordo prima dell'intervista, ma è una realtà vera. A marzo Orban organizzerà un evento per premiare Matteo Salvini, perché Matteo è assolutamente riconosciuto come il simbolo di chi per primo e la rappresentazione di chi per primo ha voluto cercare di limitare l'immigrazione clandestina. Quindi si è parlato di questo. Oggi è facile, oggi persino il governo tedesco uscente, moribondo, controlla i propri confini. Qualche settimana fa ho attraversato il confine tra Germania e Belgio e c'erano i posti di blocco, ma è troppo tardi, se ne sono accorti troppo tardi, i cittadini hanno capito. Noi l'avevamo detto su quel tema lì, sul tema dell'immigrazione. Un altro tema che è emerso molto a Madrid è stato quello del fallimento del Green Deal, che rischia di rendere l'Europa un continente deindustrializzato e dove produrre costa tantissimo, e poi tutta una retorica folle anche su temi delicati come quelli della guerra. La decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo sul tema della guerra qual è? È che il 24 febbraio, all'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, il Parlamento verrà colorato di giallo-blu. Ecco, siamo ancora a questo, mentre Trump dà un'indicazione nuova di cambiamento e di futuro, qui siamo ancora a quella retorica un po' stucchevole che non serve a niente, a nessuno, perché non serve nemmeno agli ucraini colorare il Parlamento di giallo e di blu, serve solo a continuare a recitare una parte da parte di chi secondo me è molto spaesato. Quindi i Patriots saranno chiamati secondo me a dire la loro e le proposte che dovremmo fare. Spero che il PPE le ascolti, dopo che per 5 anni quantomeno, ma non solo 5 anni, è stato a traino delle proposte della sinistra, addirittura dei verdi, perché attenzione, se siamo qui in questa situazione è perché qualcuno il Green Deal l'ha votato, incluso. Ecco, sentiamo. Ci sei Marco? Perché non ti sento più in linea. Io ci sono e ti sento. Ah, ok, ti senti. No, e volevo aggiungere soltanto che diciamo l'idea di Trump, come è stato tra l'altro negli scorsi 4 anni in cui è stato presidente degli Stati Uniti, è un futuro di pace, perché ricordiamolo che il presidente Trump è l'unico presidente statunitense che non ha fatto delle guerre, quindi secondo me è molto importante questo fatto, è una ricaduta ovviamente sull'Europa ma anche sull'Italia per ovvi motivi. Senti, io volevo un attimino cambiare pagina, passare un po' dall'Europa al nostro territorio, visto che tu sei genovese e quindi anche se da lontano segui un po' le nostre vicende, come hai già detto tu non ci siamo messi d'accordo prima dell'intervista, ma volevo farti una domanda sulle prossime elezioni amministrative che si terranno in primavera qui a Genova, dove si eleggerà il nuovo sindaco della città. Proprio ieri
c'è stata l'ultima investitura, l'ennesima investitura ufficiale da parte dei partiti del centrodestra del vice sindaco facente funzioni, adesso di sindaco, essendo diventato Marco Bucci presidente della regione Liguria, Pietro Picciocchi. Insomma, questo nome era stato proposto dal territorio, è stato accolto dai partiti a livello nazionale, mentre dall'altra parte la sinistra continua a litigare sul nome, a essere indecisi, non riescono nemmeno a mettersi d'accordo sul nome del sindaco, litigano sulla squadra degli assessori che vorrebbero presentare alla nostra città. Insomma, ma come si fa a votare uno schieramento che non riesce nemmeno a mettersi d'accordo sul nome del candidato sindaco? Marco, io te lo chiedo, tu sei un politico di altissimo livello, ma insomma anche l'uomo della strada. Ma è incredibile, perché comunque chi compie l'errore di leggere certi giornali vede, no, che escono le chat in cui gli amici di Fratelli d'Italia insultano i leghisti, eccetera, eccetera, e vogliono questi media dare l'impressione che il centrodestra sia diviso. Ma il centrodestra ha una sua dialettica normale, anche a volte aspra, e perché no, anche su temi concreti, a volte siamo divisi. Ma diamine, ma sappiamo bene quanto, specialmente a livello locale, bisogna lavorare insieme, perché quei pochi cittadini che vanno a votare lo fanno con spirito molto pragmatico, e quei pochi cittadini che vanno a votare dicono: io voto, ti do una maggioranza e tu devi governare, non mi devi perdere tempo, mesi a trovare la quadra per una squadra di assessori, che sia a livello regionale che sia a livello comunale. Quindi il nome di Picciocchi a Genova va proprio in questo senso. È un uomo che ha amministrato insieme a Bucci la città di Genova, e chiunque, anche gli oppositori onesti intellettualmente, non possono che affermare che la città si sia svegliata. Una città che, a differenza di altre realtà, ha saputo cogliere opportunità di investimento. Ci metto anche Edoardo Rixi, che ci dà una mano enorme su questo. Una città che ha dei progetti. Il PD e il Movimento 5 Stelle, non ne parliamo, si sono sempre scagliati contro questi progetti. Quindi se ora questo loro lavoro di individuare una figura che andrà a candidarsi contro Picciocchi, io lo rispetto anche, perché ci mancherebbe le dialettiche, ma al di là di un nome, perché Pandolfo, che era circolato l'altro giorno, è un nome di una persona degnissima, ma il nome di che cosa governerebbe? Oggi c'è un altro nome della ex sportiva Sali, ma con che coalizione? A parte voler dire no a ogni progetto che Bucci e la sua giunta hanno portato avanti in questi anni, quali sono le loro idee di città? Secondo me non ne hanno. Quindi Picciocchi non solo avrà il supporto dei partiti del centrodestra in continuità al lavoro che è stato fatto, ma avrà una sfida difficilissima, che non è tanto quella di vincere, ma di fare ancora meglio di vincere. Questo sarà lo stimolo che dovrà motivarlo. Secondo me farà benissimo se i cittadini gli daranno questa conferma, ma secondo me i genovesi sono molto pragmatici e non vorranno interrompere quanto di buono è stato fatto, anche perché nei prossimi anni, secondo me, finalmente tanti sacrifici di cantieri, di problematicità che abbiamo dovuto gestire, finiranno, e potremo goderci una capitale del Mediterraneo in tutto il suo splendore. Pensate solo a che cosa poteva essere la gestione del crollo del Ponte Morandi con la sinistra al governo nella nostra città. Ecco. Basterebbe questo per correre alle urne e votare Picciocchi, la Lega e il centrodestra. Ecco, senti, io sono d'accordo al 100% con te, i genovesi sono molto pragmatici, e appunto in tal senso io sono ancora più ultras di te e invito i genovesi a votare Lega, a votare comunque il centrodestra, perché ci deve essere un governo della città che sia in piena sintonia, in piena collaborazione con il governo di Regione Liguria e con il governo nazionale. Tu hai citato il nostro segretario ligure della Lega e vice ministro del MIT Edoardo Rixi, che farà tantissimo per il nostro territorio, sia genovese sia ligure, ma che senso ha votare un'amministrazione comunale di sinistra che andrà senz'altro
in contrapposizione con Regione Liguria e con il governo nazionale. Qua ci siamo risollevati dopo anni di malgoverno della sinistra e adesso rischiamo di buttarci di nuovo giù con questa decrescita infelice. Ti ricordi ai tempi di Marco Doria, i disastri che aveva fatto Marco Vincenzi, vabbè. Non so se esatto, perché la pensi come me tu, Marco. Perché in politica spesso ci si dimentica facilmente, no? E quindi il PD magari pensa di presentarsi ai cittadini genovesi come se non avesse responsabilità sul nulla che era stato fatto nei decenni in cui ha governato la nostra città, perché davano per scontato che Genova fosse un luogo dove loro avrebbero vinto sempre. E invece no, la rivoluzione del centrodestra con Bucci, Edoardo Rixi, ma anche gli amici di Forza Italia e Fratelli d'Italia che insieme a noi hanno condotto questo cammino in questi anni, è stata questa, cioè di far risvegliare una città da un torpore a cui l'aveva fatto cadere il PD. E noi come centrodestra dobbiamo dimostrare di essere capaci di non commettere lo stesso errore, cioè di non dare per scontato che i cittadini sono con noi, perché ai cittadini va data prova di volontà di fare il bene della comunità ogni giorno. E secondo me Picciocchi in questo è perfetto, perché è un uomo del fare, è un uomo molto pratico, è un uomo che ci mette la faccia quando c'è da andare nei quartieri ad ascoltare anche la gente che magari non è contenta, e poi si può ancora migliorare, abbiamo tanti spazi su cui migliorare. Io che vivo purtroppo tanto del mio tempo all'estero, spero che Regione e città di Genova sull'isolamento della nostra città, sullo sviluppo del nostro aeroporto riescano a fare di più. Con i collegamenti ferroviari avremo finalmente, spero, collegamenti ancora migliori grazie agli investimenti importanti che dal Ministero di Salvini e Rixi stanno arrivando e sono arrivati in questi anni. Quindi c'è una scommessa sul nostro territorio che va vinta, e veramente no, tornare indietro sarebbe folle, e sinceramente credo che i genovesi lo abbiano capito, e nonostante abbiano mandato dei segnali che la città di Genova insomma può cambiare colore, quindi questo ci deve far stare più attenti e precisi. Anzi, auspico che la sinistra individui un eccellente candidato sindaco per sfidarci su qualcosa di positivo. Quello che temo, e come abbiamo visto l'indegna Gazzarra in consiglio regionale l'altro giorno con questo consigliere dei 5 Stelle che sparava dichiarazioni sciolli, credo che non vorranno lavorare in maniera costruttiva per fare proposte buone per la città, ma appunto cercheranno di fare una campagna elettorale distruttiva, e questo non credo verrà premiato. Bene, ti ringraziamo, il nostro tempo a disposizione è scaduto, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Marco. Grazie, a prestissimo. Grazie ancora al nostro ex europarlamentare genovese, attualmente leader dei Patrioti, Marco Campomenosi. E per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea Milano da Fabrizio Graffione. Avete ascoltato Filo Diretto Lega nel Mondo.